Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Nell'ottava giornata di Serie B-Win il Torino ospita il Grosseto, partita tra due squadre imbattute. Dopo la bella vittoria esterna contro una diretta rivale come la Sampdoria, Giampiero Ventura fa respirare qualche elemento. In panchina bianchi, in attacco Antenucci De Bagua con Sgrigna e Stevanovic a supporto. In campo Ogbonna, capitano del Toro, convocato da Prandelli in nazionale. Nel Grosseto Ugolotti vuole giocarsi le proprie chance e si affida a Luppoli e Sforzini con il goleador Caridi, il suo uomo più pericoloso, già segno 4 volte in questo inizio di campionato. Arbitra Calvarese di Teramo. Punizione per il Torino di Iori, smanaccia Narciso andando a liberare e poi non controllando, libera con un'uscita poi rischiando qualcosa. Ventura chiama a maggiore attenzione i propri uomini, si vede sul fronte opposto con questo corner impreciso la girata di Padella e poi Coppola Pugni che va a liberare. Il Torino libera e ancora Ugolotti pensieroso sul suo Grosseto. Calcio di punizione dal limite con Bianco vicino al pallone, prova a calciare, a girare, palla altissima e fuori misura. La conclusione del Grosseto. Si vede il Torino e Sgrigna che controlla, cambia completamente il campo per Stevanovic che salta. Bianco può andare sul fondo, il cross in mezzo direttamente fra le braccia di Narciso. L'incursione di Stevanovic, ancora una punizione per il Toro ed Ambrosio a battere, arriva Glick che però non riesce a centrare il pallone, spreca questa occasione. Ancora in attacco il Toro in questo finale primo tempo, a terra Crimi, il gioco viene fermato dal direttore di gara, rivedremo nel replay. Crimi con D'Ambrosio si trattengono in area di rigore, per l'arbitro tutto regolare. Si parte sullo 0-0 nella ripresa, indicazioni da parte di Giampiero Ventura per il suo Torino. Iniziano anche le sostituzioni, la prima nel Grosseto con Consonni che al 55esimo prende il posto di Ronaldo. Cambia anche nella formazione Granata, è Rolando Bianchi inizialmente in panchina che prende il posto di Sgrigna. Bianchi che va a rafforzare il reparto offensivo Granata, ma è il Grosseto che ci prova con questo tiro da parte dell'ex Paolo Zanetti e Coppola si salva in calcio d'angolo. Rivediamo il tiro di Zanetti, la deviazione di Iori e Coppola è bravo a mettere in corner. Nella zona centrale del campo c'è poi questo fallo commesso da Consonni su Iori, c'è l'ammonizione per proteste del giocatore del Grosseto. Grosseto che insiste, il cross al centro, il colpo di testa a liberare al volo Consonni che manda completamente fuori misura con questa conclusione al volo. E poi Consonni ancora a commettere fallo, è il secondo cartellino giallo in 7 minuti, viene espulso dal direttore di gara, il signor Calvarese. Rivediamo la scivolata di Consonni che lascia in 10 il Grosseto. Sulla punizione va Surraco che mette in mezzo ed è Iorio che per anticipare Ogbonna mette nella propria porta. La soddisfazione di Ogbonna, ma è Iorio a mettere alle spalle del proprio portiere Narciso. Lo vediamo in primo piano, l'autore dell'autorete. Vediamo l'anticipo, Ogbonna forse spinge leggermente il giocatore del Grosseto. Insiste il Torino con questa sponda fuori per Antenucci. Il tiro a girare la palla a lato. Il Torino galvanizzato dal vantaggio. Chiude ancora in attacco il Torino, Antenucci sulla sinistra, se ne va ottimamente Bagua di tacco e la palla che sfiora ancora il palo della porta, difesa da Narciso. Finisce così 1-0 per il Torino, sesta vittoria in 8 gare per la formazione di Ventura che rimane sola al comando della classifica con 20 punti, allungando sulle dirette avversarie Padova e Brescia. Grandi festeggiamenti all'Olimpico.